Si è tenuta domenica 23 marzo la mattinata di premiazioni di Confartigianato Vicenza per i maestri artigiani in Regione Veneto, dirigenti e pensionati benemeriti, fedeltà al lavoro e imprenditore d'eccellenza. Vediamo. Da oltre 60 anni Confartigianato Imprese Vicenza celebra gli imprenditori artigiani che si sono distinti per il loro operato, maestria e impegno nella rappresentanza associativa. Così anche quest'anno si è svolta, ospitata in Fiera Vicenza, la cerimonia per dare particolare applauso pubblico ai 31 maestri artigiani della Regione Veneto. Un riconoscimento che rappresenta un punto d'orgoglio per molti imprenditori soci di Confartigianato. Contestualmente sono stati consegnati riconoscimenti a 3 dirigenti artigiani, a 3 pensionati artigiani benemeriti e a un imprenditore d'eccellenza. Non è mancato il premio Fedeltà dedicato a quei collaboratori che da più di 30 anni sono a fianco degli imprenditori. A salire sul palco con i premiati, oltre ai vertici di Confartigianato, anche le autorità del territorio in cui operano le imprese per un grazie comunitario. È una giornata piena di grandissime emozioni, una grandissima soddisfazione vedere questi 30 maestri artigiani che sono stati premiati oggi, che hanno raccontato anche le loro storie, a volte anche con sensibilità enorme, raccontavano le loro cose personali e questi sono stati anche momenti di grande emozione da parte di tutti i partecipanti. È una grande soddisfazione come Confartigianato rappresentare questi imprenditori, questi maestri artigiani, perché grazie alle loro attività, grazie alle loro collaborazioni familiari, grazie alla loro vicinanza con la Confartigianato, ci danno la possibilità di festeggiarli in questa giornata memorabile che spero resti nel cuore di tutti quanti quelli che oggi erano presenti a questa edizione. È stato emozionante sentire le storie con cui noi artigiani mettiamo il nostro sacrificio, la nostra vita e con l'aiuto molte volte della famiglia e sacrificando anche il nostro tempo libero e per far riuscire le nostre attività è stato veramente bello e emozionante, un bellissimo evento, non avrei mai pensato che potesse veramente toccarmi così ed emozionarmi. È stata un'emozione grandissima, un onore, un piacere, una soddisfazione, soprattutto perché è un raggiungimento di un percorso che ho fatto con un bellissimo gruppo. È una soddisfazione proprio personale, una cerimonia bellissima proprio. Confartigianato è tanti anni che è al mio fianco e mi ha aiutato molto. Maestri artigiani di più generazioni e passaggi generazionali, come nel caso di Elena Paolini, neomaestra artigiana che ha iniziato nel salone della mamma Liana. Ho la fortuna di lavorare assieme con la mamma e che quindi nei momenti di sconforto lei è la mia carica e il mio aiuto, il negozio. Ho cominciato all'età di 14 anni a lavorare e ho sempre continuato solo nel mio negozio, dando lavoro a tante ragazze che poi hanno aperto e poi è entrata mia figlia e adesso sono diventata apprendista, stagista, intrattengo le persone, le signore, offro il caffè, ecco, passo le mie giornate sempre in compagnia. Vedere che una figlia continui è una soddisfazione grandissima.